Tam Cagliari con una mail art di Claudio, il saccheggiator cortese. Mail art questa che ha 3 firme: Sabella Banta, spagnola, A Coruna, Pierpaolo Limongelli e Claudio Scarpelli, il saccheggiator cortese. Chiara allusione all'interazione, alla stratificazione linguistica che è propria della mail art, antenata diretta di quello che oggi si può fare con software come Photoshop: ritaglio, collaggio, incollo, remixo, riattribuisco di senso. Altro lavoro ancora più interessante è questa mail art numero 4, scritta in maniera minatoria, ricalca semioticamente quella che era la comunicazione di terroristi, ad esempio, o del banditismo sardo, dove si ritagliava, si collaggiava e si rivolgeva la lettera di richiesta di riscatto in una maniera non calligrafica, ma ritagliando articoli di giornale. Leggo testualmente: l'arte dissolve frontiere, slaccia l'onda e i tabù affonda. Annuncia rivolta, rabbia, ruggito, guida, stelle di fuoco contro la shopping follia. Stelle di fuoco contro la shopping follia. Claudio Scarpelli, un po' futurista, un po' parolibero, un po' terrorista, un po' bandito, molto saccheggiator cortese.